Gloria! Gloria, inizia! Lasciatemi passare adesso, adesso. Signore e signori, buongiorno. Va ora in onda il Dani Show. Conduce Dani Pierina, ospite della puntata il regista Pao Della Flores, che ci parlerà dei trailer dei suoi film che non usciranno mai. Lisa Dalla Via, Peru TV Canale 22, vi auguro una buona visione. Benvenuti al Dani Show. Questa sera abbiamo un ospite d'eccezione, a me molto molto caro e per ora ancora sconosciuto in Italia, un regista che ha fatto molto parlare per il suo stile, le sue storie, la sua vita, il regista dell'etere, Pao Della Flores. Benvenuto Pao! Cominciamo una tequila e ti ringrazio, semmai dopo ci facciamo un brindisi perché sai, se no non riusciamo neanche a fare due domande in questa breve intervista. Appoggiala, accomodati nel mio studio, può sempre servire la tequila, guarda, mi stai sempre più simpatico. Allora, iniziamo a conoscere questo Pao, il regista di Etere. La tua storia è un po' complicata. Dicono? Dicono? Sì. Secondo te è semplicissima. Vabbè. Allora nasci in un paese del Veneto e dopo tanti lavori e casini, che adesso ci spiegherai un po' per farci entrare veramente nel tuo mondo. Il mondo di Pao. Il mondo di Pao, esatto. Hai avuto un po' di casini con la legge e te ne sei scappato in Sud America, sbaglio? Esatto. Però avevo una ragazza a Napoli, che quindi frequentavo tutta la zona Campania, che aveva degli amici in mezzo alla Camorra, quindi erano tutti un po' particolari. Capisco, e quindi dopo sei andato in Sud America, hai preso questa decisione di Ho fuggire fatto, dai giusto. casini. Bravo, bravo. E adesso siamo qua, tornati in Italia. In Italia ma anche se sei in Sud America, bello viaggiare dei posti, però l'Italia Paese tuo ti manca sempre, rimani Paese qua. d'origine. Sto bene, sì. Ma torniamo al Sud America. Lì ti sei dedicato ad una vita solitaria, di riflessioni, di crescita interiore. Subito sì, anche perché non conoscevo i posti, non sai la lingua, un po' tutto, quindi Certo. ti isoli. Dopo fortuna, non so, ero su un bar che lavoravo sempre il solito cameriere, puttanate varie. Ho trovato una ragazza, Patrizia, parliamo sì. di Patrizia, esatto, In che è realtà un fondamentale nella tua vita, molto bene. L'abbiamo detto subito così, non sì, si perché presenta era un trans, niente da dire, però piaceva, sono stati insieme Quanto? 2 anni. E lei era una porno. Ma è stata una pornostar, che sì, faceva la e da là pornostar. ho iniziato il mondo del porno, quindi prima Ma aspetta, riprendevo. posso farti un'altra domanda? Ma è stata la tua prima reazione come trans o avevi già avuto dei precedenti? No. Ok. Là è pieno però, Pieno? non sono detto no. Consigli? È un'esperienza che consigli? No, perché no? Ok, ma l'attore porno l'hai mai fatto? In un film, Uno. Come si chiama? 2. No, decidiamoci. Potrebbero essere anche molti di più di conseguenza. Due. Sì, dai. Uno non mi piace che non mi vergogno a dire, però sono 2. Sono due. Passiamo ai corti. Che non sono solo porno, perché detto così sono andato solo No, porno. No, assolutamente, dicevo girando no, tutto no. quanto, riprendevo tutto, ovunque no, riprendevo qualsiasi cosa. Quindi proprio sono E- scorci di vita vera. Sì, quindi ho pensato con tutte queste storie di fare dei trailer. Molto bella questa tua scelta. Sono carini, ne guardiamo un paio. Benissimo, allora iniziamo a conoscere questi corti di Pao. Allora, il primo, per fare un bel esordio, si intitola Tutti pazzi per la figa. Il secondo invece è Fast Fast Food, Food. giusto? Vai. Cominciamo.
Di giorno la pensa e di notte la sogna. In una mente di un uomo c'è sempre una cosa. La figa. La notte più bella, un sapore come di facilità. Notte una folla, porta in sé la quantità senza un'età. Ehi, bella! Guapa! Tutti pazzi per la figa! Tanto meno tu sei di più, bella come cagnai, sei di fragilità. I sogni diventano anche realtà. Tutti pazzi per la figa, un film di Pao. Andiamo a cazzo di mangiare che con una fame boia. Quante volte sei fuori casa, hai una fame terribile e nessun soldo in tasca? Basta un'idea e tutto è valido, tutto è possibile. Ma attenzione, qualcuno ti può vedere. Unico attore Fabio, diretto da Pao, nel film Fast Food. Non parlare con la bocca piena. Ma non parlare con la bocca piena. Fast food. Complimenti. Veramente io resto sempre basita quando vedo i tuoi corti. Qual è il tuo preferito? Secondo il tuo gusto? Cosa ci consigli? Cosa consiglia il pubblico che non conosce Pao? Cucinella, che è una bella storia. Che dobbiamo però vedere. Che poi vediamo. Quindi Cucinella e Mr. Ru, la suora. Mr. Ru. Alla fine è nato per caso, che è una maschera fatta come un logo di un'unione, perché giusto per l'unione di un gruppo di artisti tecnologici aiutarci a fare delle cose, quindi tra l'abbigliamento, tra i film, tra tutta roba di arte, quindi un'unione. Ed è nata questa maschera logo, quindi un personaggio che era già in mente fare anche un film,
Però ultimamente sto Mister Us è un po' tagliato fuori e sta seguendo un certo Giulio. Un certo Giulio, Giulio è proprio una ma persona... secondo Mister U poteva diventare un nuovo supereroe? Lo può ancora diventare. Però... Giulio di mezzo che non va bene. No. Ma ci vuoi parlare di Giulio? No. No. Ok, omettiamo qualsiasi commento sui suoi confronti. Giulio. Va bene. Tu sai perché Giulio. Giulio lo sa. Vabbè, allora io direi di continuare con altri prodotti, giusto? Guardiamo Cucinella, Speck e Mister U. Oh, ma che belle cose! Oh, ma che bei colori! Oh, ma che buoni odori! Oh, e questo chi è? Tu chi sei? Sono un ragazzo, sono Paolo. E tu chi sei? Io sono una cucinella. Che bella cucinella che sei. Grazie. Simpatica che sei. Ma mi porti tanta fortuna? No. Ma mi porti tanta fortuna? Sì, Bravo. Allora ti chiedo, entro stasera mi devi trovare la donna dei miei sogni. Sì, sono la cucinella, mica Mago Bellino. Mancata, tieni. Dovevi solo essere un po' più buono. E ti accorgevi che la donna dei tuoi sogni era davanti a te. La coccinella, un film di Paolo. Ciao, io oggi sento un po' misto fra Vissani e Dolce Gabbana. E via. Sono figlio di un sarto, Cioè, e ho un fratello cuoco. Cosa faranno un gruppo di amici con dello Speck? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no. 60 secondi di tempo. Fabio si spoglia nudo in Novovia, indossa questa mutandina di Speck, che è meravigliosa, che se l'ha fatta lui, e scende nudo lungo la pista con questa mutandina di Speck, e alla fine cercherà anche di farsi uno splendido panino e se lo mangerà con questo Speck. Che Speck è? Non so, quello della valle qua. Lo Speck della valle, lo Speck tirolese. Vogliamo, dammi la mutandina. Cazzo, stiamo già arrivando! Now baby, listen baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do all this understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so. Un film di Paolo per un pubblico di malati di testa.